Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in Affilo al vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo per quale motivo il vostro Marietto Veneziano passa da un ottimo prodotto di comunicazione che è WhatsApp, no, a Telegram. Sono migrato. Per quale motivo? Principalmente per la privacy, la sicurezza, l'integrità dei miei committenti. Ho avuto una visione e quindi praticamente ho avuto qualcosina, un campanello che mi ha fatto capire che è il tempo di passare a una piattaforma anche sicura, ma con delle caratteristiche che purtroppo il prodotto prima non aveva. Ma prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi chiaramente a Telegram, i link sono sotto qui in descrizione, in cui abbiamo anche un gruppo, poi anche di venire a visitare il sito capitano.altervista.org dove ci sono 20 ebook da scaricare gratuitamente e la gente ne ha scaricati più di 150.000, quindi il vostro Marietto Veneziano ha dato all'umanità 2 milioni di circuiti radionici, quadranti e radiostatici gratuiti con le istruzioni. Più chiaramente nei nostri gruppi social Face, dove abbiamo un gruppo, il Tegare Marietto Veneziano, che stiamo rilanciando. In Telegram abbiamo anche Milas che come amministratrice ci dà una mano molto importante, ha sempre lavorato in modo gratuito. Vi ricordo che nel sito capitano.altruisti.org, i link sono sotto qui in descrizione, il The Guardian e Marietto Veneziano offrono servizi a pagamento professionale. Bene, ritorniamo sul tema della sicurezza e della privacy dei miei committenti. Quando ho iniziato a divulgare la materia, già 5 anni fa, lavoravamo su Telegram in gruppi piuttosto riservati. Adesso che il Marietto Veneziano è sceso con Hildegarda, praticamente ha allargato il bacino di committenti, dobbiamo trovare una soluzione importante che dia una sicurezza sicura, una stabilità e un anti-hackeraggio che certi prodotti, anche gratuiti, che hanno una certa rilevanza a livello mondiale, non hanno. E Telegram in questo momento e Simi anche hanno queste qualità e caratteristiche. Quindi d'ora in avanti il Marietto Veneziano e penso anche in futuro il De Garda orienteranno tutti i propri committenti su questa piattaforma social che ha delle qualità veramente importanti ed è anche gratuita. Questo è stato fatto negli interessi dei committenti, perché le cose che i committenti mi dicono devono restare e morire lì, nel senso che finisce il discorso e nessuno deve sapere cosa il committente che contatta il Marietto, e io sto parlando anche di committenti istituzionali, non sto parlando solamente del Pinco Pallino, no? Sto parlando anche di strutture forti, grosse, che vogliono una certa discrezione. E di conseguenza anche i committenti normali che non sono istituzionali devono avere le stesse garanzie di privacy. Bene, questo per informare tutti quelli che seguono Marietto Veneziano che d'ora in avanti, se vogliono contattarmi, o dovranno usare Telegram, è un'applicazione gratuita, è un'applicazione che ha tantissime qualità e pochissimi difetti. WhatsApp è una bellissima applicazione, ma ha qualche opzione in meno che non garantisce ai miei committenti la privacy che il Marietto Veneziano vuole dare. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato. Mi raccomando, i link per Telegram sono sotto qui in descrizione. Io vi aspetto sempre in numero. Grazie e alla prossima, ciao.